Buonasera, siete collegati con il Palasport Giovanni Paolo II di Conegliano per questa quinta giornata del girone di ritorno del campionato di basket di Serie C femminile. Sono Fabrizio Torazza ai microfoni, sempre qui con Federico Cais e Andrea Grava alla regia. Fede, cosa mi dici? Beh, allora, innanzitutto sento che abbiamo recuperato le nostre voci usuali dopo un'ultima uscita in cui eravamo un attimino rallentati da raffreddore e tosse, quindi ci scusiamo con i nostri telespettatori se magari la scorsa volta hanno sentito qualche colpo di tosse, ma noi qua non vogliamo mollare nemmeno un centimetro, vogliamo essere sempre a supporto delle nostre beniamine della BFC e al servizio di voi pubblico che ci seguite da casa. Ne approfittiamo per salutare tutti gli amici che ci stanno seguendo in diretta, quelli che ci seguiranno in differita, dato che sappiamo che c'è un sacco di gente che poi si rivede la partita e ci riascolta mentre fa le faccende domestiche o mentre è a casa, quindi li salutiamo in differita. E salutiamo anche il folto pubblico che oggi gravisce gli spalti del Pala BFC, dove abbiamo una rappresentanza importante anche della tifoseria ospite che ringraziamo. Salutiamo anche gli amici che ci stanno sicuramente seguendo da San Bonifacio. Da parte BFC sempre un grande e caldo pubblico e anche la felice presenza del settore giovanile, le ragazzine che hanno accompagnato le atlete della BFC durante la presentazione della squadra. Fabio, parlaci del settore giovanile. Allora, il settore giovanile sta andando davvero bene, soprattutto perché stiamo recuperando atlete, stiamo recuperando i numeri che con la pandemia erano stati un po' decimati, ovviamente. Stiamo recuperando entusiasmo e stanno arrivando anche degli ottimi risultati, in particolare per l'Under 17 che si è qualificata per la seconda fase del girone e lotterà appunto per poter partecipare alle Final Four. Ottimi risultati comunque anche da parte dell'Under 15, anche oggi pomeriggio. Scusate, intanto mi avvertono che c'è il minuto di silenzio. Riprendiamo la linea dopo il minuto di silenzio per ricordare le vittime della tragedia che è avvenuta lungo le coste calabresi. Questa è una settimana importante anche perché si è festeggiato l'8 marzo la festa della donna e in tal senso riserviamo per i nostri telespettatori una sorpresa che si compierà tra il secondo ed il terzo quarto durante l'intervallo lungo. Fabri, la partita è iniziata, raccontaci questo match, che cosa ti aspetti dalla partita di oggi? Sì, intanto cominciamo col dire che nonostante noi qui in console abbiamo recuperato perfettamente la forma fisica e mentre Trezzolani va a segnare i primi 2 punti in penetrazione, invece per quel che riguarda le nostre ragazze abbiamo avuto nell'ultima settimana alcuni problemi fisici che probabilmente si protrarranno per il prossimo periodo, nel senso che l'infortunio di Francesca Marchioni si è rivelato uno strappo muscolare che probabilmente la terrà lontana dal campo per circa un mese e poi nell'ultima partita purtroppo un altro infortunio, questa volta Lisa Grava, infortunio al ginocchio, dovranno essere fatti altri esami, altri approfondimenti per capire meglio l'entità di questo infortunio, ma
purtroppo a pochi secondi dalla fine della partita di Istrana. Lisa, che tra l'altro aveva giocato veramente un'ottima partita, guadagnandosi l'MVP e segnando gli ultimi 2 canestri decisivi, si è accasciata al suolo in seguito a un contatto e purtroppo si è fatta molto male ad un ginocchio. Quindi una BFC a ranghi ridotti questa sera, che va a scontrarsi contro San Bonifacio, una squadra molto giovane che gioca una pallacanestro molto aggressiva, molto veloce, un po' simile a quella che facciamo noi praticamente. Quindi due squadre abbastanza simili, abbastanza giovani, due squadre che pressano tutto campo, che corrono in contropiede, che diciamo che non danno grande priorità alla tattica, ma giocano a viso aperto. Quindi una partita estremamente interessante da seguire. E infatti abbiamo queste aspettative di oggi di goderci una partita di basket interessante, sicuramente molto vivace. E d'altro canto questo le squadre hanno espresso un po' per tutto il campionato e quindi siamo veramente ansiosi di vedere una gran bella partita oggi. Sì, sicuramente. Tra l'altro è anche il compleanno di Coach Moretto, che oggi spegne 63 candeline. Quindi speriamo di poter festeggiare assieme a lui questa sera. Sì, assolutamente Fabri, sono rimasto un po' sorpreso dal numero, pensavo dicessi 36 candeline, invece sono 63, ma No, no, Coach Moretto in grande forma, non dimostra assolutamente la sua età. E intanto va a tirare a sbagliare da sotto Marton, si lotta a rimbalzo. Ancora vedete San Bonifacio che è molto rapida ad andare in attacco e a segnare da sotto con Dalzotto, se non sbaglio. sì, sono ben 5 i punti che San Bonifacio è riuscito a mettere in saccoccia in questa prima parte del primo quarto, mentre BFC è ancora ferma a 0, sta cercando di ritrovare le geometrie che ne hanno caratterizzato un po' tutto il campionato. E qui vediamo un'ottima apertura di Marta Maschietto per Saracazziole che va a segnare dalla lunetta. Sì, 5-2, abbiamo Giulia Tronchin sulla sedia del cambio, mentre San Bonifacio ancora col Dalzotto, che però non riesce a controllare il pallone, è subito in contropiede anche dall'altra parte Marton, che però va a chiamare la transizione per ribaltare subito per Marta Maschietto, e ancora Marton dai 3 punti. Sbaglia Serena, ma c'è Moretto che riapre per Colombi. Sara K2 va a segnare i 2 punti che portano BFC a -1, quindi BFC 4, vittoria San Bonifacio 5. Ottima azione, ben congeniata. La panchina aveva chiamato anche un fallo possibile che c'era stato durante il rimbalzo preso da BFC. Comunque l'azione è andata a buon fine per la squadra di casa. E dall'altra parte un errore ai 3 punti di Eppiani, che peraltro è molto precisa dalla distanza, e in qualche modo BFC riesce a controllare questo rimbalzo. Ecco, sarà decisivo anche il tagliafuori, come ripetiamo spesso, il fatto di non concedere troppi rimbalzi in attacco alle avversarie, e anche saper marcare sul perimetro le forti tiratrici avversarie. Tanto Maschietto da sotto va a insaccare. Molto bene Maschietto, molto BFC. bene. Brava Marta, siamo 6-5 per BFC che in 3 azioni molto veloci è riuscita a recuperare tutto lo svantaggio e portarsi a +1. Trezzolani con la palla, non tira dietro il blocco, ben marcata da Marton, mancano 5 secondi alla fine dell'azione, va ad attaccare Serena Marton, che però come sempre non si tira indietro, ci mette il corpo, tiene il contatto, costringe all'errore l'avversaria e adesso va anche a attaccare in 1 contro 1, subisce il contatto, forte a rimbalzo Maschietto, si fa largo, subisce fallo, voleva un'infrazione. Sì, c'era un po' un dubbio tra un Passi. fallo e un'infrazione di passi. L'arbitro ha fischiato il fallo in difesa e quindi adesso Marta Maschietto tirerà 2 tiri liberi non prima di un time out, e quando dico time out Andrea Grava inizia ad agitarsi, vediamo se è reattivo oggi. Sbattere
sulle tastiere cercando di... Molto bene, allora salutiamo tutti gli amici, sono tantissimi quelli che sono collegati oggi con noi e vi promettiamo che l'organetto NBA suonerà più forte che mai, e scatenando sempre l'entusiasmo del pubblico di casa che continua a riempire le tribune che si stanno appunto riempiendo sempre di più. Sì, folto pubblico anche stasera qui al Pala BFC, anche se ho sentito ultimamente che ci sono addirittura diversi tifosi che pur di seguire la telecronaca preferiscono seguire la partita da casa. Sì, vivendo anche un po' il brivido di questo ritardo tra l'azione reale e l'azione che vi arriva tramite YouTube. E nel frattempo, ecco le note dell'organetto NBA che richiamano in campo le atlete delle due squadre. Nel frattempo anche registriamo la presenza di ospiti VIP in tribuna, è appena entrato il famoso chef stellato Omar Lapecia. Che salutiamo e aspettiamo con i suoi prelibati piatti. Sì, esattamente, cioè noi lo stiamo salutando esclusivamente per questo. Quindi Omar, ti aspettiamo, ma ti aspettiamo con un vassoio almeno. E intanto Maschietto e tiri liberi. Insacca il secondo per il 7-5 per il BFC. Trezzolani a impostare l'azione d'attacco, ragazza del 2006. 8 punti, più di 8 punti per lei di media. E intanto sotto c'è Manola Eibok Bodin che riapre. Ancora Trezzolani, penetrazione contro Cazziola. Cazziola battuta in velocità, ha cercato di recuperare il pallone. In realtà è andata a commettere fallo Sì, ed è stata molto brava Elena Trezzolani a segnare nonostante l'intervento falloso, quindi sono 2 punti più un tiro libero per lei. Quindi Vittoria ha la possibilità di rimettere il naso davanti con questa ottima azione. Fabri, adesso io non voglio elogiare troppo le nostre avversarie, ma devo dire che la presentazione che tu hai fatto di loro effettivamente rispecchia la realtà, vedendo appunto che giocano un basket veloce, un basket senza troppi fronzoli, molto molto efficace, molta corsa, nessuna paura di entrare, penetrare, attaccare l'area, quindi veramente oggi ci aspettiamo una bella partita, vedrete che queste due squadre lasceranno il pubblico soddisfatto di aver scelto di seguire con noi questa partita questa sera. Intanto è entrata nella partita anche Maya Tramontin, atleta del 2003. Perdiamo la palla sulla rimessa, l'arbitro Ciavarro dice che la rimessa è blu. È assoluta parità sul 7-7 a metà del primo quarto, qui al Pala BFC. Bertoldi con la palla, ragazza più anziana del 2002 ed è la più anziana della squadra. Effettivamente, insomma, una 2002 Fabri, quasi la nostra età direi, no? Esatto. Ok, bene. Maya Tramontin che guida l'azione d'attacco della BFC, scarica su Serena Marton che si trova ad attaccare con un passaggio dietro la schiena la difesa avversaria, poi movimento un po' forzato, si è trovata in una condizione di traffico che non le ha permesso di focalizzare bene la posizione del canestro e adesso è Vittoria San Bonifacio che riprova a portarsi in avanti con questa azione d'attacco. Ancora Trezzolani in penetrazione, poi Dal Zotto che scarica ma è lestissima Sara K2 a recuperare la palla, a servire Marta Maschietto che poi viene fermata fallosamente, stava secondo me già per iniziare il suo movimento. Sì, stava per spararci un MoMA che non è stato possibile causa questo fallo compiuto da Elena Trezzolani che in questo momento è la top scorer di Vittoria San Bonifacio con 4 punti. Dall'altra parte abbiamo 3 punti per Marta Maschietto, 2 punti per Sara Colombi e 2 punti per Sara Cazziola. Tramontin con la palla da impostare il gioco, vedete pressione difensiva da parte di Sinda Aijimi, recupera la palla, infatti San Bonifacio è subito via in contropiede e va proprio a servire Aijimi sotto canestro che segna i primi 2 punti. Sinda Aijimi del 2005 si gira molto bene e va ad insaccare, quindi Vittoria rimette il naso davanti 9-7
Intanto non si risparmiano i contatti da nessuna delle due squadre, ne esce una stoppata per Maddalena Moretto e un tiro della ottima Trezzolani che va a 6 punti di score personale e porta più 4 la squadra ospite. Sì, Manola e Boyd Bodin, che è l'incubo di ogni telecronista ovviamente, è andata a oscurare la vallata, a spegnere la penetrazione di Moretto e poi dall'altra parte rapidissime in contropiede sono andate al tiro subito dall'angolo con Trezzolani e quindi 11-7 per vittoria San Bonifacio a 3:34 dalla fine del primo quarto e intanto il Grava comincia a diventare veramente una sicurezza. Attenzione, il pubblico inizia a chiamare l'organetto NBA molto bene, abbiamo veramente una grande interazione con il nostro pubblico che molto bene, ci fa veramente piacere. Allora, Fabri, cosa starà dicendo coach Moretto alla squadra adesso? Ma allora, secondo me sta chiedendo di fare più attenzione sui passaggi, giocare magari qualche backdoor, cioè qualche taglio dietro sulla difesa in anticipo delle nostre avversarie e poi di cercare di coprire meglio la loro transizione offensiva tornando tutte e cinque dentro l'area per poi accoppiarsi. Eh sì, è stata una partita a corrente alternata in cui Victoria prima è andata avanti, poi c'è stato un grande ritorno di BFC e di nuovo Victoria si è ripresa il vantaggio che aveva creato inizialmente. 3 minuti e 34 alla fine di questo primo periodo con Victoria Basket a 11 punti, con BFC a 7. Maddalena Moretto che batte la rimessa, scarica su Tronkin, Tramontin, ottima penetrazione con fallo e quindi ha anche il tiro libero aggiuntivo Maia e questo è quello che vogliamo vedere da lei, grande coraggio e Davvero, davvero bene la penetrazione di Tramontin perché oltre a aver fatto un cambio di mano molto rapido, ma poi si è buttata dentro sul lato sinistro con grande aggressività e questo le ha permesso di tenere il contatto falloso e di andare anche a segnare. Lei può fare questo sempre, eh, continuiamo a dirlo, se incomincia a farlo diventa veramente, veramente problematico per le avversarie riuscire a contenerla. Intanto dentro la partita anche Elvira Elvis Bona, ragazza invece di NPT, quest'anno in prestito prima a Ponzano e poi è arrivata con un secondo trasferimento qui a Conegliano. Ha fatto il suo esordio a Estrana la settimana scorsa. Intanto un tiro dalla media di di Sara Malbasha Salvagli. e ancora rimbalzo in attacco l'inesauribile Serena Marton che tiene vivo il pallone. Quindi Fabrizio c'è stato un po' di turnover, spieghiamolo a favore del pubblico che ci segue da casa, abbiamo oggi delle atlete che stanno sostituendo le atlete infortunate. Eh sì, appunto perché come dicevamo sia la capitana Francesca Marchioni per lo strappo muscolare rimediato nell'ultima partita casalinga e poi la scorsa settimana invece Lisa Grava sono infortunate e quindi non sono disponibili e purtroppo non saranno disponibili neanche nelle prossime partite per coach Moretto che ha dovuto correre ai ripari e quindi sostituirla. E i ripari sono appunto stati il rientro di Sara Malbagia, di Elvira Bona e sicuramente due ottime pedine. E adesso il coach Moretto dovrà essere bravo per usarle al meglio. Dall'altra parte la numero 20 Sindalimi si sta 26 Sindalimi si sta assolutamente facendo notare per una grande efficacia in attacco. Ottima circolazione di palla di BFC, poi sbagliato subito appena l'ho detto il passaggio di uscita di Elvira Bona Bassi, no, fuori. e avevano fatto circolare molto bene la palla entrando in una situazione di penetra e scarica con rotazioni, forse
Maia Tramontina avrebbe potuto attaccare direttamente il ferro invece di andare per l'extra pass in angolo, però perde palla anche San Bonifacio in attacco, quindi ancora BFC ad impostare la manovra con Marton che sbaglia il passaggio, recupera la palla e adesso Tramontin dai 3 punti. È il suo tiro, è il suo tiro, ha fatto bene a prenderlo, è sconsolata ma non deve fare così perché comunque Assolutamente, Maia, stai tranquilla, l'azione è stata molto ben congegnata da parte del BFC che ha liberato benissimo Tramontina al tiro. Se questa volta è andata fuori, la prossima volta andrà meglio. Dall'altra parte grande tuffo di Serena Marton che anticipa il passaggio, recupera palla, guida la transizione in attacco per BFC che guadagna una rimessa dal fondo. Sono 21 ancora i secondi per questa azione che è stata molto veloce, quindi c'è assolutamente tempo per costruire un'ottima azione d'attacco. Spalle a canestro Marton, va a spingere, va a subire un contatto, sbaglia il tiro. È San Bonifacio che muove altrettanto bene la palla in attacco. Tronchina rimbalzo. Sì, aveva costruito Che... un bel tiro San Bonifacio, un ottimo tiro. Qualche brivido su qualche passaggio un attimo fuori misura. Forza ragazze. Sì, stiamo anche cercando di muovere bene la palla rapidamente in attacco, ma vedete la difesa di San Bonifacio è davvero aggressiva e poi subito scattano in contropiede per andare a chiudere prima che le ragazze di coach Moretto riescano a schierarsi in difesa. 17-12, un minuto da giocare in questo primo quarto. Molto bene qui San Bonifacio, Fabri. Sbaglia Sara Malbascia da sotto, forse un po' imprecise nel tiro in questa prima frazione di gioco le ragazze coneglianesi, perché abbiamo anche trovato dei buoni tiri sia da fuori che da sotto canestro. Ottimo intervento difensivo di Elvira Bona. Tramontin con la palla, attaccare in campo aperto, potrebbe attaccare il ferro, ecco che lo fa, poi scarica per Marton che va a attaccare a sua volta il ferro e a mettere 2 punti da sotto. Molto bene Serena qui che si fa largo e fa proprio quello che era necessario fare in questo momento, 2 punti facili, semplici, sicuri, bravissima. E qui è San Bonifacio qui a pochi secondi per concludere l'azione. Oh. Peccato perché stava mettendo un'ottima pressione Elvira Bona su Peretti, però poi si è fatta un po' inghiolosire, è andata a sprecare un fallo e a risolvere diversi problemi all'attacco veronese. Peretti comunque molto molto reattiva, molto molto veloce, quindi anche difficile da marcare. Sicuramente un ottimo elemento il capitano della squadra di San Bonifacio. E adesso è Bertoldi a sbagliare da sotto, ma ancora qui abbiamo rischiato. Hashimi che sbaglia da sotto. Sì. E quindi il quarto si conclude sul 17-14 per le ragazze ospiti. Pausa in campo e facciamo una pausa anche noi? Assolutamente.
Bene, allora ringraziamo gli sponsor che ci sostengono e sostengono la nostra diretta. Riprendiamo subito la partita con Maddalena Moretto che attacca velocemente il ferro. Purtroppo il suo tiro fuori equilibrio è sbagliato e ne arriva subito un'azione d'attacco per San Bonifacio che sta guidando sul 17-14 contro BFC e sta mostrando un gran bel basket. D'altra parte questa è la partita che oggi ci attende e dobbiamo essere attente e intelligenti nel combattere contro questa squadra che si sta dimostrando assolutamente tosta. Eh sì, è andata a sbagliare piani da sotto e Giorgia Zanardo, anche lei dentro la partita, è andata a prendere subito il rimbalzo difensivo, adesso è lei proprio ad attaccare, le ruba la palla a Sindagimi che poi va a chiudere in contropiede dall'altra parte. Sindagimi va con gli 8 punti di score personale a dominare oggi sul parquet, assolutamente molto importante il suo impatto nella partita. Questa è una chiave di lettura perché annullare questa giocatrice probabilmente è veramente la chiave per portarsi a casa la partita oggi. Lo sta facendo bene Maddalena Moretto che la costringe ad un errore, ne deriva una palla a due con la freccia girata verso San Bonifacio che quindi avrà la rimessa in attacco a 8 minuti e 55 dalla fine del secondo quarto che vede vittoria San Bonifacio dominare su BFC per 19-14. Rientra nella partita anche Alessia Gellere, tiratrice veramente mortifera. E intanto è Bertoldi ben servita a segnare da sotto canestro per il 21-14. In difficoltà Conegliano, ancora una palla persa da parte di Tronchin e San Bonifacio in attacco. Intanto sulla sedia del cambio per coach Moretto c'è Federica Paccagnan che entrerà a mettere un po' di ordine in campo perché assolutamente nelle ultime azioni purtroppo non siamo riusciti ad organizzare in modo efficace l'attacco. fallo. Adesso di esperienza dall'alto dei suoi 16 anni Giorgia Zanardo va a subire fallo dopo aver recuperato rimbalzo difensivo. Ed è il secondo fallo per la numero 26 Sindagimi che con 8 punti personali sta dominando un po' questa partita. È entrata Federica che nei minuti che ha giocato in ogni partita ha sempre dato molto equilibrio a BFC e quindi coach Moretto centellina con molta cura la sua presenza che deriva ed è sempre fondamentale proprio quando la squadra è in un momento di difficoltà. Martone ad attaccare l'area, poi riapre il gioco, cerca di servire Maschietto, non riesce perché la difesa di San Bonifacio è veramente aggressiva. Adesso è Maddalena Moretto a perdere la palla e dall'altra parte Peretti, Capitan Peretti a chiudere in contropiede. 23-14, più 9 San Bonifacio. Maschietto spalla canestro contro Manola e Boy Bodin. Maschietto usa tutta la sua tecnica e tutta la sua capacità di usare il piede perno. In realtà voleva un'infrazione dei passi il pubblico ospite, ma Maschietto ha tenuto benissimo il piede perno. Dall'altra parte proprio Manola a chiudere facilmente da sotto. Dobbiamo riuscire a essere più veloci in transizione difensiva. Adesso di nuovo Maschietto a chiudere con la mano sinistra invece e a guadagnarsi anche un fallo, quindi un tiro libero supplementare. Brava Marta qui a non mollare, appunto prima un'azione molto interessante usando il piede perno, una risposta immediata di San Bonifacio proprio con la numero 14 che Manola Eguilin, per gli amici Manola comunque sono era riuscita a rispondere immediatamente. 6 giorni che mi esercito. Sì, Quindi... esatto, l'hai scritto 100 volte sulla lavagna come Bart Simpson. Ok, dicevamo appunto azione immediata di Manola che ha risposto subito faccia a faccia a Marta Maschietto che però non ci sta, è andata a riprendersi altri 2 punti e la possibilità con un tiro libero aggiuntivo di ridurre lo svantaggio. Svantaggio importante comunque, sono 7 punti che in questo momento dividono le due squadre e coach Moretto qui deve richiamare sicuramente all'attenzione BFC. BFC deve credere un po' di più nei suoi mezzi e rimanere un po' più attenta rispetto alle folate offensive di San Bonifacio che con un ottimo capitano Giulia Peretti sta
guidando delle transizioni veloci e sicuramente queste ci stanno mettendo in difficoltà. Organetto NBA per dare la carica al pubblico di casa affinché sostenga le beniamine del BFC. E dopo qualche momento di commozione possiamo riprendere con i 2 tiri liberi di Marta Maschietto, che cerca di ricucire un po' questo divario che San Bonifacio è riuscito a scavare di ben 7 punti. Intanto mandiamo un saluto agli amici del Fantacalcio di zona Treviso Conegliano che stanno seguendo la partita e ci danno dei feedback su WhatsApp. Attenzione intanto, difesa zona per coach Moretto e calpesta la linea forse, giocatrice San Bonifacio, comunque palla recuperata per la difesa coneglianese. Sì, abbiamo visto Michela Voltan, capo allenatore di San Bonifacio, un po' agitata per questo errore in attacco. D'altra parte fino adesso San Bonifacio aveva sbagliato veramente poco. E zona anche per le veronesi, ma è Maschietto a attaccare la linea di fondo, poi aveva lo scarico in angolo per Elvira Bona, tira, sbaglia, prende il proprio rimbalzo. Prende anche un pugno in faccia, ma sappiamo che Marta non fa una piega di solito. Ancora 25-19, ancora San Bonifacio che guida la transizione con il capitano Giulia Peretti. E ancora zona per Conegliano, e ancora palla recuperata. Questa potrebbe essere una chiave, soprattutto psicologica. Tuffo veramente notevole di Marta Maschietto che stava per perdere la palla, ma non ci sta a mollare niente stasera Marta. È un'altra palla 2 con la freccia che questa volta è rivolta verso Conegliano, che quindi andrà in rimessa con la numero 10 Elvira Bona. E intanto coach Voltan cambia Ghellere e fa entrare nella partita Vanessa Pagnan. Da questa parte invece Federica Paccagnan. Spalle a canestro Elvira Bona che non si prende la responsabilità del tiro, riapre per Federica che però perde la palla. È più lesta di lei Manola Eiboy Gobodonin e quindi San Bonifacio in attacco con Yevtushenko, scusate. Ancora Manola che entra e attacca molto bene, sbaglia, cerca di riprendere il rimbalzo che però è invece catturato da Marta Maschietto. Maia Tramontin scambia con Elvira Bona, ancora Serena Marton che attacca forte, si ritrova la palla in mano e segna. Fortunata qui, azione davvero avventurosa, sì, è stato un flipper, diciamo, ci ha ricordato i famosi flipper che ci hanno fatto spendere un sacco di soldi in gioventù. 21-25, time out per Vittoria San Bonifacio, giusto? L'ha chiamato San Bonifacio, time out? Sì, è time out anche per noi qui al Pala BFC. E allora ancora grazie agli sponsor che ci stanno sostenendo, siamo di nuovo in campo, mancano 5 minuti e 46 alla fine del secondo quarto di questa bellissima partita in cui Vittoria San Bonifacio sta in questo momento creando più di qualche fastidio alla squadra di casa di coach Moretto, si trova sul 25-21 e adesso gode di una rimessa dal fondo. Cosa è successo, Fabri? Ma c'è stato un fallo di Maia Tramontin che è andata ad abbracciare la sua avversaria, secondo me le è proprio caduta addosso, inciampata, però assolutamente contatto falloso, prontamente fischiato dagli arbitri. E adesso si ricomincia, passata a uomo in difesa Conegliano e ottima chiusura difensiva di Serena Marton. Sì, qui Serena proprio è rimasta ferma, intralciando l'azione d'attacco dell'avversario. Qui è Federica Paccagnan che scarica
su Marta Maschietto, che va a trovarsi con sempre un ottimo movimento, un fallo in attacco, peccato perché era quasi canestro, brava Marta. Sì, però saranno 2 tiri liberi per lei e Federica Pacagnan ha voluto cercare proprio Marta sotto canestro, lì avevamo un vantaggio. Adesso purtroppo Marta sbaglia il primo. Può essere una chiave della partita. In questo momento coach Moretto sta giocando con le sue due lunghe, con Marta e con Federica, e questo porta ovviamente la difesa di San Bonifacio a dover fare delle scelte. Di nuovo difesa zona intanto per Conegliano, e ancora palla quasi recuperata da Cazziola. E poi finisce il lavoro Federica Pacagnane e Serena Marton, che vanno a chiudere la strada all'attacco di San Bonifacio. Dall'altra parte è ancora Serena che attacca bene, però è imprecisa e sbaglia. E di nuovo San Bonifacio a guidare la transizione offensiva. Ancora zona Conegliano, però non schierata benissimo, fortunatamente rallenta, sporca il passaggio Serena Marton. Adesso è Manola completamente libera però nella posizione di post alto. Ed è un errore grave lasciare Manola, perché è veramente letale, letale quasi come pronunciare il suo cognome, e assolutamente sta facendo male sia a noi telecronisti che alle ragazze in campo. Si chiude bene la difesa zona di San Bonifacio, riusciamo a riaprire la palla, a servire ancora Serena Marton, che questa volta subisce un contatto falloso. Sì, nel tirare giù la saracinesca Manola ha colpito anche la mano di Serena e quindi la stoppata si è trasformata in un fallo. Non è piaciuto questo fischio al pubblico ospite, ma tuttavia ritengo, Fabri, che sia corretto. Si è sentito... Sì, aveva abbassato un po' le braccia Manola nel tentativo di stoppata e quindi c'è stato un contatto falloso. Intanto sbaglia il tiro libero Serena Marton. Segna il secondo Serena, 23-27. Rientra nella partita Dele Piani, scusate, per Benedetta Bertoldi. Allora, oggi non abbiamo la fortuna di avere double T alle statistiche, ma credo che i liberi per Conegliano siano al 50% circa, quindi un po' questo svantaggio si potrebbe leggere come anche un'imprecisione nei liberi. Sì, un po' di tensione probabilmente, non sono completamente rilassate le ragazze di Cosmoretto. Sbaglia Tramontin da 3 punti, ma lotta veramente come un leone stasera Maschietto. Sì, molto palla bene, 2. molto brava Marta, sta sia in termini di punti che in termini di cazzim, assieme sempre all'ottima Serena Marton, tenendo sulle sorti di BFC. D'altro canto paghiamo anche un po' di imprecisione al tiro, ma ha fatto benissimo Maia a prendersi quel tiro da 3, era libera. Diciamo che quando arriverà anche un po' più di precisione al tiro, BFC veramente potrebbe fare la differenza e rimettere il muso davanti a Victoria Basket. Sì, dobbiamo un po' sbloccarci anche dal punto di vista mentale, tirare con la testa un po' più leggera questi tiri che sono i nostri tiri. Dobbiamo prenderli con più fiducia. Dall'altra parte abbiamo Epiani con la palla, adesso dal Zotto, e Trezzolani, ben marcata però da Marton, pick and roll, scarica Trezzolani, c'è un contatto falloso forse Sì. di Cazziola. Sì. Trezzolani qui si va a prendere un fallo con una buona dose di esperienza, Fabri. Sì, dall'alto dei suoi 17 anni anche lei. Effettivamente gliene avrei dati 18, ma ne ha 17. Non riescono a fare la rimessa però le nostre avversarie. Sara Cazziola recupera la palla ed è Pacagnan a ribaltare ancora. Ottimo per Tramonti, scarico, che prende un altro tiro da 3 punti, lo sbaglia, si lotta a rimbalzo, ancora Maschietto, poi c'è Manola che la costringe a una palla contesa. Palla contesa con palla a favore di BFC questa volta, perché la freccia gira in modo alternato. Adesso è BFC che può rigiocarsi un'azione d'attacco con 10 secondi ancora per terminare l'azione, con Maddalena Moretto che prende il posto di Serena Martone e Sara Cazziola che si prepara a battere la rimessa.
Maschietto con la palla, può attaccare in 1 contro 1, infatti lo fa e va a chiudere forse con un'infrazione di passi, ma fatta in maniera assolutamente coordinata e disinvolta. Sì. Dall'altra parte Manola che va a sbagliare, un discreto tagliafuori, Cazziola con duro il contropiede, 3 contro 2. È un ottimo tiro subendo il contatto da parte di Maddalena Moretto che va a segnare e a guadagnarsi anche il Assolutamente. tiro libero. Brava Maddalena che dall'alto dei suoi 17 17 anni anni. ha saputo tenere il contatto e poi trovare la coordinazione per terminare l'azione. E quindi con un gioco da potenziali 3 punti ora si presenta in lunetta. Sbaglia tiro libero, ma si lotta ancora a rimbalzo, ancora qualche tuffo in campo. Sono le ragazze di coach Voltan a recuperare il pallone questa volta. E Boyd Bodin con la palla ad attaccare Maschietto. Chiude bene Marta, poi però un contatto falloso, forse Maddalena Moretto però Sì, che ha sì, è dato Maddalena il Moretto, secondo autrice fallo per lei. dell'azione fallosa. Qui Fabri un contatto così un po' al limite. Ci stava il fallo? Ma allora sì, Maddalena è arrivata dall'ultimo momento, forse non aveva proprio una posizione legale, diciamo così, e quindi Manola è andata a guadagnarsi un fallo e quindi i 2 tiri liberi. Sì. Tra l'altro non capisco Fabri perché ti ostini a chiamarla Manola quasi come fosse una tua amica, insomma chiamala per cognome, un po' di rispetto, giusto? E Boy Bodin, scusate, chiedo scusa soprattutto al pubblico di San Bonifacio. Sì, capirete pubblico di San Bonifacio che a noi piace scherzare. Cerchiamo anche di essere assolutamente neutrali, ma non riusciamo a nascondere la passione che ci lega alla BFC. E in ogni caso siamo veramente onorati che anche il pubblico ospite segua questa diretta. Ancora un'ottima azione da parte di Conegliano, di penetrazioni e passaggi di scarico, gestita molto bene per il 29-27 a 2 minuti dalla fine del secondo quarto. E ancora una palla recuperata per Conegliano. Sarà Tramontina a gestire la rimessa. Ma intanto qui in console abbiamo un ospite. Abbiamo purtroppo, dico, qui ai nostri microfoni la capitana Francesca Marchioni, e dico purtroppo perché ovviamente preferiremmo vederla in campo, ma un infortunio la costringe questo periodo in tribuna. Allora Francesca, prima domanda, intanto come stai? Allora, beh, intanto ciao a tutti. Diciamo che sto soffrendo per questa partita. Comunque abbastanza bene, cioè sono in fase di recupero. Mi ci vorrà ancora un po', eh. Dai, buttiamoli una data per quando ti rivedremo in campo. Io direi contro Mestre. 1 aprile, Primo pesce aprile d'aprile. facciamo il pesce d'aprile alle ragazze mestrine che all'andata ce l'avevano fatto loro, lo scherzetto. Sì, Speriamo direi proprio di sì. tutti, speriamo tutti di, ovviamente, di riaverti in campo per quella partita. E senti, allora cosa ci dici di questa situazione in casa BFC? Una situazione un po' delicata con queste assenze e contemporaneamente delle partite molto importanti che dobbiamo giocare. Sì, diciamo che o qualcuno ce la sta gufando oppure è un brutto periodo per noi semplicemente. Vabbè, ma gli infortuni vanno messi comunque in conto durante il campionato. Certo, no, ricordavamo appunto oltre al tuo infortunio anche l'infortunio di Lisa Grava la scorsa settimana e quindi Esatto. insomma coach Moretto ha diciamo dovuto reintegrare un po' la sua squadra con appunto delle nuove giocatrici, nuove o semi-nuove come Sara Malbagia o come Elvira Bona che peraltro stanno facendo abbastanza bene. Sì, Senti, dimmi tutto. niente,
Quindi questa partita, volevo chiederti così, le impressioni su questo primo tempo. Dobbiamo stringere i denti di più in difesa, stiamo concedendo troppo, visto anche i 31 punti di San Bonifacio. E niente, loro stanno chiudendo bene in area, quindi dobbiamo far girare di più la palla e giocare un pochino di più gli schemi, che vedo stanno uscendo poco. Un po' più di ordine probabilmente, Sì. perché questa è una squadra aggressiva che Sì. vuole mettere un po' probabilmente la partita sul piano anche della confusione, diciamo, mentre noi abbiamo bisogno invece di giocare all'interno dei nostri movimenti, forse in questa chiave anche l'inserimento in campo di Federica Pacagnan, no? Che mette un po' di ordine calma e di esperienza e di calma, dato che la nostra capitana appunto è qui purtroppo a commentare la partita. Godiamoci assieme questi ultimi 22 secondi di questo secondo quarto sul 33-27, 16 secondi alla fine della partita. Serena Marton a impostare il gioco, vorrà prendersi un tiro alla fine. Maddalena Moretto a subire contatto, a segnare da sotto per il 33-29. Molto bene, direi. Ultimo tiro per San Bonifacio, che insacca con Eppiani sulla sirena di tabella in maniera un po' fortunosa. Io lascio un no comment e vado in spogliatoio. Sì, me ne vado. Dai. Si chiude sul 36-29 questo primo tempo, ma intanto Francesca ci deve Giusto. raccontare una cosa, giusto? Giusto, dobbiamo lanciare un video degli amici della giornata tipo, poi vabbè, chi seguirà il basket magari l'ha visto, su Elena delle Donne, è molto bello, a me è piaciuto un sacco. Un omaggio per l'8 marzo, no? A tutte le donne, a tutte le nostre tifose, a tutte le amiche del BFC. Bene, buona visione. Vai. Grazie. Sono Chiamale se vuoi. questi gli imprevisti del... La foto che vedete ritrae una delle giocatrici di basket più forti della storia, Elena delle Donne. Siamo nel 2019 ed Elena è andata a dormire abbracciata al titolo WNBA appena vinto con le Washington Mystics. Dopo aver vinto il titolo, il primo pensiero in conferenza stampa è stato per la sorella, I mean, Lizzie has been my journey. che non può vederla, non può sentirla e non può parlarle, ma può farla sentire più importante di quanto lo sia qualunque trofeo. Lizzie non sa nemmeno che sono una giocatrice di basket, ma è stata la più grande motivazione per arrivare dove sono ora. Le sono state date le carte peggiori possibili da giocare nella vita, ma ogni giorno si alza, sorride, ride, ama. Quindi ancora una volta devo darle tutto il merito per ogni vittoria nella mia carriera. Questa è la storia di Elena Deladon. Elena Deladon. Deladon, Elena Deladon. Superstar Elena Deladon. Elementor presents The Web Creators. Meet Nina, a pixel perfect web design master. Elena delle Donne nasce nel settembre del 1989 a Wilmington, nel Delaware, da una famiglia di chiare origini italiane, sebbene queste vengano quasi del tutto anacquate nella cacofonica pronuncia americana del suo nome, Elena del Don. Il Delaware è uno stato piccolo e di tradizione cestistica tutt'altro che luminosa. Elena però si dà presto al basket e, complice anche un fisico straordinario, già fin da giovanissima diventa uno dei migliori prospetti d'America. Ai tempi delle medie batte regolarmente in 1 contro 1 il fratello Gene, di 3 anni più grande di lei.
North Carolina le offre una borsa di studio in anticipo di 5 anni sulla sua eleggibilità collegiale, quando lei è ancora tredicenne. Al liceo diventa definitivamente una stella e alla fine del suo ultimo anno da high school viene classificata come la miglior giocatrice di basket liceale dell'intero paese. Addirittura si scovano dei paragoni con LeBron James. In una partita in cui viene raddoppiata sistematicamente fin dalla prima azione, segna 51 punti nei primi 3 quarti, prima di sedersi a partita ormai vinta. La cosa più incredibile è che nel frattempo, anche nelle liste delle migliori giocatrici di pallavolo di High School d'America, compare il nome Elena delle donne, e non si tratta di un'omonima. Elena domina in entrambi gli sport, ma non nel senso che se la cava benone in uno e discretamente bene nell'altro. Domina proprio in entrambi. She'll get a look and hit from 3. Infatti su di lei piomba UConn, che non è una semplice università, ma probabilmente la università numero 1 nella storia del college basketball femminile. Elena accetta la borsa di studio offerta da una leggenda vivente come Gino Auriemma e nel giugno 2008 parte per Storrs. Lì resisterà per poco più di 50 ore. Al terzo giorno fugge e torna a Wilmington. Non tornerà più indietro. Elena ha degli attacchi di ansia dovuti alla lontananza da sua sorella maggiore Lizzie, affetta da una gravissima serie di handicap. È cieca e sorda fin dalla nascita, soffre di paralisi cerebrale e di autismo. Non ha mai neanche potuto imparare a parlare, quindi Lizzie è quasi isolata dal mondo esterno. C'è solo un modo in cui comunica, con il tatto. E lei ed Elena passano ore a comunicare toccandosi le mani, abbracciandosi, baciandosi. Se Lizzie ha fame o sete o freddo, tocca le mani di Elena in un determinato modo e lei capisce al volo quale sia la necessità della sorella. Entrambe hanno bisogno l'una dell'altra. Quella che poteva essere una carriera da stella della pallacanestro universitaria, piena di titoli NCAA, fama, soddisfazioni personali, si chiude ancora prima di cominciare. Now è adesso, subito! Ora! Fare serata e svegliarti come lui. Questo è Now. Scoprire che certe cose devi guardarle in diretta. È proprio Now. Film, serie TV, show e sport in diretta streaming. Questo è Now. No, ma lei è Carlo Conti. Maestro, vorrei un divano che abbia di tutto e di più. Provi un poltrone sofà di ultima generazione. Scoprite il piacere delle sedute allungabili a €995. Con il 60 mi dà tanto. Risparmiate almeno il 60% sui nuovi modelli della collezione. Poltrone sofà, solo divani di qualità. Elena ovviamente deve pensare anche al proprio futuro. E quindi si iscrive alla University of Delaware, piccolo ateneo che dista poco più di 10 miglia da casa. Un compromesso perfetto per proseguire negli studi senza allontanarsi da Lizzie. Nel suo primo anno a Delaware gioca a pallavolo, ma un po' alla volta la quotidianità con Lizzie e l'amore della sua famiglia le fanno superare lo stress causato da quell'allontanamento repentino al quale non era ancora pronta. In una notte del gennaio 2009, delle donne entrano nel palazzetto di Delaware University, col campus ancora semideserto per il break invernale. Ci sono solo lei e la palla. Nel silenzio della palestra Elena torna a tirare a canestro per la prima volta dopo oltre 8 mesi. Poi tira ancora, e ancora, e ancora. Il risultato è sempre lo stesso, col fruscio della retina e il rimbalzo del pallone sul parquet a interrompere il religioso silenzio che regna in quella cattedrale profana. Tutto le sgorga naturale dalle mani, è come se non avesse mai smesso. La braccia sotto la cenere si riaccende e riprende vigore nel giro di pochi minuti, nel giro di qualche tiro in sospensione. The love for the game è ancora lì. E dopo un anno sabbatico, Elena si sente pronta a tornare a fare ciò che di gran lunga le riesce meglio, al pari di essere il punto di riferimento di sua sorella, ovvero giocare a basket.
Il resto è materiale per gli almanacchi. Dominio nell'NCAA. 2 volte MVP della WNBA, il titolo del 2019 e 3 ori alle Olimpiadi. È la prima giocatrice di sempre ad entrare nel club del 50-40-90. 51% al tiro dal campo, 43% da 3, il 97,5% ai liberi. To Deladon with 3, Deladon with 2, Deladon on the spin, and the winner for Elena Deladon at the buzzer! È un tipo di giocatrice che non si è mai visto prima e che difficilmente si vedrà ancora in futuro. Dopo aver vinto il titolo nel 2019, ovviamente ha vinto anche il titolo di MVP della stagione. In finale ha giocato con una frattura al naso e conseguente maschera protettiva e anche con 3 ernie al disco che avrebbero costretto ad un letto di ospedale qualsiasi atleta. E invece lei, arresasi dopo 3 minuti in gara 2, ha detto che avrebbe stretto i denti e si sarebbe poi operata solo dopo le finals. Ha poi giocato discretamente bene fino alla decisiva gara 5. This is going to be a game of high emotions, we understand it, but that doesn't break us apart. It brings us together. The wait is over. For the very first time, the Washington Mystics are WNBA champions. Elena Delle Donne è un'icona sportiva per tante ragazze e non solo. Ha affrontato il sessismo con fermezza ma anche con ironia, rispondendo in pubblico ai tanti commenti ignoranti e volgari che piovono sui social quando le donne praticano sport visti ancora da molti come solo per uomini. Someone comments, at SportsCenter, I'd rather watch professional lawn mowing. Guess we have no credibility since we don't dunk every play. That doesn't look like a kitchen to me. Oh my God, welcome to 2015. How does he even have a computer? È un esempio per come ha affrontato con naturalezza il suo orientamento sessuale, dando coraggio a tante donne, non solo atlete. Ha affrontato anche gravi problemi di salute. Ha dovuto combattere per 2 volte con la malattia di Lyme, una sorta di disturbo che ti fa sentire perennemente spossato, come se si fosse influenzati ogni giorno della propria vita. Elena si è data da fare anche per aiutare ragazzi e ragazze nella stessa condizione della sorella Lizzy, diventando ambasciatrice e promotrice di Special Olympics, la più famosa associazione sportiva internazionale dedicata agli atleti con disabilità intellettiva. Go back to the kitchen, go back to the kitchen. What is it with the kitchen? Like, what is the kitchen comment? What time I are can't we cook. living in? Yeah. I can't either. Elena Delle Donne è una ragazza arrivata ad odiare lo sport che amava per averla portata a lasciare casa senza che però fosse pronta per farlo. Tanto che 13 anni fa, a 19 anni, aveva smesso di giocare. Uno sport che però le sgorga dalle mani come per magia e che poi, fortunatamente, è tornata ad amare una volta ritrovato l'equilibrio personale grazie al ricongiungimento con la sorella, che non può vederla, non può sentirla e non può parlarle, ma può farla sentire più importante di quanto lo sia qualunque trofeo. Bene, riprendiamo la linea qui dopo questa importantissima testimonianza, quindi un saluto per la festa delle donne, noi la facciamo a tutte le telespettatrici che ci seguono, a tutte le atlete del basket. Ci perdonerete se non abbiamo portato un fiore, quello che abbiamo voluto portarvi è una testimonianza importante, una testimonianza di un atleta che ha saputo integrare la spinta verso il successo con la cura per le persone che ama, e questo un po' è la caratteristica tipica delle donne, e anche tanti uomini potrebbero imparare da questo esempio. Quindi un augurio speciale per la festa delle donne. Rituffiamoci, Andrea, nella partita che è iniziata. Auguri ancora a tutte le donne. Intanto ritorniamo in diretta qui al Pala BFC. 43-31 a 7:45 dalla fine del primo quarto, sono già passati 2 minuti e 15, ma c'è stata subito una bomba di Epiani, poi 2 canestri di Manola e Boygudodin, e poi Maschietto con canestro ha cercato di ricucire un po' le distanze, ma
San Bonifacio in questo inizio di terzo quarto ha scavato un solco di ben 12 punti. Adesso abbiamo Moretto in contropiede, però Maddalena, non Maurizio. Ribaltamento per Giulia Tronfin, che dall'ufficio ne mette 2 della sua piastrella per il 43-33. Sì, la mattonella di Giulia ci serve, così come ci serve più precisione al tiro. La fiammata che San Bonifacio ha avuto tra la fine del secondo quarto e l'inizio del terzo quarto è stata devastante per BFC. Va a chiudere bene Sara K2 dopo che in realtà sul pick and roll non si erano ben capite, e dall'altra parte intanto sbaglia da sotto clamorosamente Giulia Tronfin. Dobbiamo essere un po' più concreti forse in queste situazioni per cercare di recuperare contro questo San Bonifacio veramente in grande ritmo, in grande fiducia in questo momento. Ancora Manola adesso ad attaccare, scaricare per Eppiani, che la mette ancora dall'angolo. Sono 10 punti per Adele Eppiani, ragazza del 2004. Tanto Moretto cerca di servire con un lob Tronfin, ma il passaggio non c'era. Ben chiusa Manola e Bodin, che deve riaprire. Ribalta bene San Bonifacio e Bertoldi a sbagliare da 3 punti, ma adesso c'è invece un rimbalzo in attacco di Dalzotto. Sì, è rimasta tagliata fuori Marta Maschietto e il rimbalzo è stato a favore di San Bonifacio, che effettivamente non si sa cosa sia successo nella pausa lunga, ma San Bonifacio ha sicuramente rientrata in campo con molta più concentrazione rispetto a BFC. Sì, adesso Sara Malbascia nella partita, entra molto aggressiva in difesa. D'altra parte quello che dobbiamo fare, 4 secondi alla fine dell'azione, e palla recuperata per Conegliano. Sì, azione qui un po' troppo affrettata da parte della comunque ottima Sinda Aimi, e palla persa in attacco. Rientra la partita Sara Cazziola. Moretto a chiamare lo schema. Proprio per Cazziola, ben marcata da Eppiani. Adesso Maschietto che ribalta per Malbascia, sotto canestro per Marton, che si gira bene e insacca altrettanto bene Serena. Gran bella azione questa di Conegliano, che ha saputo girare la palla con molta velocità e molta precisione, e questa potrebbe essere una delle chiavi per provare a riprendere in mano questa partita. Abbiamo toccato l'anticipo, ma fortunatamente ha sbagliato il tiro San Bonifacio. Adesso spalle a canestro invece Sara Cazziola, che riapre bene per Marton, che va a tirare da sotto. Sbaglia questa volta Serena. Ben contenuta dalla difesa avversaria, Serena ha tirato leggermente fuori equilibrio ed ha sbagliato. E sono 10 punti che dividono le due squadre, con San Bonifacio in attacco. Sì, Conegliano non riesce a trovare il bandolo un po' della matassa in questa partita. San Bonifacio riesce a tenere la gara sui propri ritmi. Sì, effettivamente è un po' cresciuta comunque la difesa di Conegliano nelle ultime azioni, che ha costretto San Bonifacio a qualche errore, tant'è che adesso il coach di San Bonifacio, Voltan Michela, ricorre alla panchina per dare un po' di ossigeno alle giocatrici. Maschietto adesso attaccare l'area, poi si vuole riaprire, mani addosso per lei, ed è Marton invece che va a segnare dall'angolo, subisce anche fallo. Era brava Serena. La situazione per l'attacco coneglianese, è riuscito poi a un certo punto a riaprire Maschietto, e Marton molto fredda dall'angolo, subisce con il fallo, tra l'altro terzo fallo di Sinda Ijimi. Sì, è stata investita da un autobus in corsa praticamente Serena Marton, ma non fa una piega. Il terzo fallo di Sinda Ijimi potrebbe essere comunque una chiave di lettura importante per questa partita, dato che questa giocatrice ha avuto un impatto assolutamente importante sul match. E adesso Serena Marton va addirittura a volersi pulire il parquet quasi da sola e si prepara in lunetta per il tiro libero aggiuntivo. Tanto rientra nella partita Elvira Bona dal cambio a Maddalena Moretto, tra l'altro anche lei non in perfette condizioni fisiche, non l'abbiamo detto, ma si trascina da un po' di tempo
un problema alla caviglia. Tiro libero supplementare per Serena Marton, che segna con un po' di fortuna, riporta a -7 le coneglianesi di coach Moretto. Siamo così abituati a vedere... Malbascia recupera la palla, poi viene trattenuta in maniera assolutamente evidente. Sì, però il fallo questa volta viene fischiato a lei, quindi non capiamo come mai l'arbitro abbia interpretato in maniera totalmente opposta rispetto alla nostra interpretazione. Siamo un pubblico parziale, ma per carità in questo frangente sembrava molto evidente il fallo di San Bonifacio. Ad ogni modo, San Bonifacio guida l'azione d'attacco, fa girare la palla sull'angolo, il numero 6 entra ma sbaglia e Sara Malbascia si va a riprendere la palla. Traffico per Serena Marton, che trova la strada, Intanto salutiamo il pubblico di San Bonifacio, che è sicuramente molto, molto attivo, e infatti lo sentite in sottofondo. D'altro canto il contatto tra Serena Marton e la numero 1 Elena Trezzolani vede Trezzolani a terra, anche si sta lamentando, speriamo non sia niente di grave e si possa rimettere in sesto velocemente. Tanti auguri a Elena, che anche lei dall'alto dei 6 punti realizzati in questa partita ha sicuramente dato un grande impatto alla partita per la squadra di San Bonifacio. Rimessa in difesa per San Bonifacio. Probabilmente è solo un colpo molto doloroso, ma speriamo niente di grave. Palla fuori. Elena Trezzolani, che abbiamo visto raggiungere la panchina sulle proprie gambe, quindi adesso appunto un po' di ghiaccio per lei. Tra l'altro il contatto era assolutamente fortuito. Adesso Elvira Bona che cerca di mettere pressione proprio su Sinda Hashimi, e poi è Marton ad andarsi a guadagnare lo sfondamento. Ottima scelta di tempo qui di Serena Marton, che va a prendersi lo sfondamento che obbliga Sinda Hashimi al quarto fallo, e ribadiamo, questo è un momento importante della partita, perché questa giocatrice è stata assolutamente importante per San Bonifacio, e adesso il coach di San Bonifacio dovrà utilizzarla col contagocce. Sì, infatti l'ha cambiata prontamente, ha rimesso in campo Peretti. Adesso però difesa a zona per le veronesi. Malbascia prende un tiro dalla lunetta, è un po' lungo, e subito San Bonifacio in transizione a muovere molto rapidamente la palla, a ribaltare il lato. Un pick and roll completamente libera Manola sotto canestro, va a chiudere Cazziola, ma arriva con un mezzo secondo di ritardo, e quindi l'intervento è falloso. Sì, sono due tiri liberi per Manola e Boig-Bodin. Ogni volta che entra in campo il capitano Giulia Peretti dà molta dinamicità all'azione di San Bonifacio, e questa è un'altra chiave di lettura della partita. Stiamo soffrendo questa dinamicità, stiamo soffrendo anche la grande precisione di Manola, che non sta assolutamente sbagliando i liberi. Veramente una sentenza dalla lunetta questa ragazza. E intanto il quarto fallo per Cazziola, è stata rimpiazzata da Sara K2. Cambio anche per Maschietto, rientra nella partita Tramontin. Si abbassa un po' il quintetto per coach Moretto, e Serena Marton a chiamare l'attacco ancora alla zona veronese. Elvira Bona che scarica per Sara K2 dall'angolo, la mette, un tiro molto importante questo. Sì, un tiro dall'importanza veramente fondamentale, che riporta a -7 BFC. Dobbiamo giocare con molta attenzione, questo è un momento chiave per la partita. Manola dall'angolo sbaglia, ma si lotterà a rimbalzo, ed esce ancora una canotta blu con la palla, purtroppo da 3 punti. Si lotta ancora, Elvira Bona non controlla la palla, poi la recupera Sara Colombi, e transizione per Conegliano. Sbaglia passaggio per Colombi, Elvira Bona, e d'altra parte contropiede
per le ragazze di coach Voltan. Molto molto ben congegnato questo contropiede dalla squadra di San Bonifacio, che rimette sotto di 9 BFC. Ancora la zona. Tramontin non prende il tiro questa volta. Elvira attacca l'angolo, non controlla bene Malbacia, poi tira. Si lotta al rimbalzo, la solita Marton cerca di tenere vivo il pallone, non ci riesce. San Bonifacio in contropiede, ancora Manola che va a attaccare l'area, ben chiusa da Serena Marton, che però poi non riesce a prendere il rimbalzo difensivo. Ancora Manola a subire il fallo sul tiro da sotto. Sì. Giorgia Zanardo sul cubo del cambio, che dà il cambio a Elvira Bona. Elvira Bona è ragazza del 2005, quindi invece Giorgia Zanardo del 2006. Quindi ancora Manola ai liberi, Manola precisissima fino adesso. Continuiamo a guffare, sì. E lei continua a segnare invece. Sì, esattamente, è sempre solo rete, e questa è una chiave importante. Manola ha segnato ben 15 punti. D'altra parte ottima anche proprio la sua meccanica di tiro, molto fluida, molto sciolta. E 51-40 a 1:44 dalla fine del terzo quarto. Adesso addirittura in post basso Marton, si lotta a rimbalzo, Zanardo, Marton, poi K2 che dalla spazzatura recupera un altro canestro fondamentale, ma veramente apprezzabile e fondamentale lo sforzo fatto sia da Giorgia Zanardo che da Serena Marton per tenere vivo il pallone. Sì, importante anche l'impatto che Sara K2 sta avendo nella partita, si sta perdendo dei tiri importanti con grande precisione e abbiamo bisogno di questo, non possiamo basarci semplicemente sulle giocate di Marta Maschietto e Serena Marton, dobbiamo assolutamente coinvolgere quante più giocatrici possibili nel tiro, altrimenti rimaniamo sempre chiuse. Ancora ottimo lavoro difensivo di Colombi, poi Manola sotto, marcata altrettanto bene da Marton, e poi Colombi in contropiede, può attaccare il ferro, scarica per Zanardo che riapre per Tramontin. Tramontin sbaglia da 3 purtroppo, si lotta a rimbalzo, San Bonifacio non riesce a controllare la palla. Anche in questo caso avevamo lavorato bene, avevamo costruito un ottimo tiro per Tramontin. Fabri, guarda, scusami se siamo in un momento molto tosto della partita, ma non possiamo non salutare Babbo Natale della Lapponia che ci sta scrivendo su YouTube. Quindi possiamo approfittarne anche per magari chiedere dei regali per il prossimo Natale. Sì, esattamente, anzi, visti gli infortuni in corso, forse avremo bisogno anche di un collegamento della Madonna di Lourdes, ma insomma siamo qui vicini a Via Lourdes, speriamo bene. Tanto salutiamo anche gli amici che ci seguono dall'Albania, salutiamo gli amici che ci seguono dalla Liguria, dal Friuli Venezia Giulia. E intanto un'altra palla recuperata per Conegliano, Maschietto in contropiede per Marton, 23 secondi alla fine, forse possiamo tirare, far passare il tempo e invece no, invece perdiamo la palla cercando di servire Maschietto spalle a canestro e l'ultimo tiro sarà per San Bonifacio sul 51-42. Lavorano bene sul pick and roll, poi ottimo l'intervento dei Colombi che impedisce a Peretti di andare a segnare da sotto. Si lamentano i tifosi ospiti per un fallo non fischiato su questo intervento appunto di Sara Colombi. Gli arbitri dicono che invece ha preso la palla. Comunque il terzo quarto si chiude sul 51-42 per San Bonifacio. E un time out anche per noi.
E riprendiamo la linea dal Pala BFC, dove stiamo assistendo a una bellissima partita in cui c'è un'ottima San Bonifacio che si trova avanti di 9 punti su BFC e ci sta veramente facendo penare oggi. Dall'altra parte BFC non sta trovando la solita facilità di gioco che ne ha caratterizzato il campionato fino ad adesso, e in questo senso sono 9 i punti di differenza. Fabri, come la vedi? San Bonifacio ha scavato un bel divario, ma soprattutto sta mettendo in seria difficoltà l'attacco coneglianese. Poi dall'altra parte rapidissime le ragazze veronesi andare in contropiede su ogni palla recuperata. Adesso abbiamo Colombi dai 3 punti, molto corto il suo tiro, però si prende il proprio rimbalzo e riapre il gioco. È Marton che va a attaccare l'angolo e poi a subire fallo. Sì, fondamentale aumentare un po' anche noi l'energia in difesa, andare a rimbalzo in attacco sui nostri tiri, perché come abbiamo visto, come ci ha fatto vedere anche Colombi, possiamo sui tiri sbagliati poter recuperare ancora il possesso della palla. 7 secondi alla fine dell'azione, adesso 4 secondi. Maschietto, mano sinistra, sbaglia, ma c'è un contatto. Saranno 2 tiri per Marta Maschietto. Anche qui aveva difeso molto bene la squadra di San Bonifacio. Siamo riusciti veramente allo scadere stanno giocando veramente bene, grandi complimenti, non possiamo che farli alla squadra ospite. E dall'altra parte la differenza BFC può farla in questo momento con l'orgoglio e con la voglia di non mollare neanche un centimetro. E da questo punto di vista ci sembra che Marta Maschietto sia pronta a dire la sua, ma sul cubo del cambio abbiamo anche Federica Pacagnan e Maddalena Moretto, altre 2 che non si tirano mai indietro. Sì, esattamente, è questa l'unica chiave di lettura, è questa l'unica strada che coach Moretto può intraprendere oggi, cioè quella di mettere nella testa delle sue atlete il fatto che qua non si molla, non si deve mollare niente. Otto secondi alla fine dell'azione, è Bertoldi che va a perdere la palla, la recupera Moretto, un contatto falloso su di lei che stava peraltro andando via in contropiede, molto rapida Maddalena. Le avversarie hanno preferito fermare l'azione, giustamente. Sì, sono 7 punti di differenza. Maia Tramontina adesso che porta avanti la transizione, scarica su Serena Marton su Marta Maschietto che prova la penetrazione, non arriva coordinata davanti al ferro e alza troppo la mira, ed è un'azione d'attacco di nuovo per San Bonifacio che chiama lo schema a corna. Ancora zona per Conegliano. Abbiamo Ghellere da 3 punti, vedete, con questo tiro stranissimo ma in realtà è estremamente efficace. Che cosa ha fischiato l'arbitro adesso fuori? Ma la palla aveva toccato la struttura e Okay. quindi la rimessa sarà per Conegliano, ma c'è anche un time out per coach Moretto e direi un time out anche per noi, non prima di aver lanciato comunque. Sì, La solita, esattamente, la nostra solita challenge, passateci l'inglesismo, insomma dateci una mano a capire chi oggi si è contraddistinto per l'impatto che ha avuto sulla partita, a votare quindi l'MVP della partita. Pausa, time out. Pala BFC dove Victor San Bonifacio si trova avanti 51-44 su BFC. Possesso per Conegliano con Moretto che va ad attaccare la zona. Si alzano le voci del pubblico di San Bonifacio, ma Tramontin va a insaccare
dai 3 punti, il -4. E l'abbiamo detto a Maia. Maia Sì. va a Maia. tirare forse il tiro più difficile e a segnarlo. E intanto si alza il tifo di casa, d'altra parte però viene subito zittito da Victoria Basket che si riporta sul +6. 53 Victoria, 47 BFC. Maddalena Moretto con la palla in attacco. Cerca di trovare uno scambio con Serena Marton che realizza da una mattonella che di solito appartiene a Insacca dall'angolo, Giulia Serena Tronchini. freddissima. Non vuole saperne, adesso diventa anche una guerra di nervi, diciamolo, perché molta tensione in campo. Ovviamente partita ha un certo valore per entrambe le formazioni. Sesta in classifica San Bonifacio, ma prima in classifica la squadra di coach Moretto, mentre sbaglia Tramontin la penetrazione lato sinistro dall'altra parte. Ricordiamo appunto Conegliano prima a 26 punti, con Mirano che insegue a stretto contatto a 24 e poi dietro Garda Basket e Bolzano a 22. Ah sì, assolutamente una classifica molto corta. Tra l'altro domani Mirano ospiterà Sport and Fun Gran Torto, altra bella partita. E intanto ancora Marton a riaprire il gioco proprio per Tramontini, che poteva forse provare il tiro da 3 punti. 8 secondi alla fine dell'azione, ma è Maddalena Moretto a decidere per la penetrazione sulla linea di fondo lato destro. E ora sono solo 2 i punti di distacco tra le due squadre, la partita si fa caldissima, il pubblico è veramente in visibilio. Bellissima partita, l'avevamo detto che sarebbe stata così e ci aspetta un finale incandescente. Marta Maschietto ci mette una toppa, era abbastanza libera Yevtushenko sotto canestro, è riuscita a non farla ricevere con un intervento in extremis e quindi sarà solo rimessa per San Bonifacio a 6 secondi dalla fine dell'azione, ma rientra nella partita Manola Eboik-Bodin, proprio lei con la palla a attaccare Serena Marton e poi a scaricare molto bene per Peretti, che però sbaglia. E infrazione di 24 secondi perché il tiro è stato, non ha toccato nemmeno il ferro, come mi hai insegnato tu Fabri. Io ero assolutamente all'oscuro da qualsiasi regola di basket quando ho iniziato questa carriera televisiva accanto al mio mentore. Hai recuperato assolutamente rapidamente, come rapidamente attacca il canestro Maddalena Moretto, ma poi veramente sfortunata Maddalena, ma non mollare Madda, continua così. Ancora Manola sotto a canestro, subisce un contatto e va a segnare. Davvero forte sì, Manola. bravissima Manola, qui ha rischiato anche di prendersi il tiro libero aggiuntivo che avrebbe sicuramente segnato. Complimenti a Manola. Molto alta ancora la difesa di San Bonifacio, va a prendersi il tiro e Serena Marton, ma è sfortunata e poi perde l'equilibrio, va a commettere fallo Maddalena Moretto. È il primo fallo però per il BFC. 5-14 alla fine della partita, 55-51 però terzo fallo per Maddalena. Difesa uomo per Conegliano, adesso chiude bene Maddalena, esce in angolo Marta Maschietto, dai 2 punti Peretti sbaglia, si lotta a rimbalzo, la palla è per Conegliano, dice l'arbitro Ciavarro. Intensissima questa partita, la stiamo seguendo veramente in apnea, ogni azione diventa decisiva quando mancano solo 4 minuti e 45 secondi alla fine del match. Adesso è Federica Pacagnan con la palla a servire Serena Marton che attacca l'area, scarica per Tramontin che non attacca il ferro, riscarica per Marton e poi proprio Tramontin a prendere rimbalzo in attacco e a guadagnarsi un fallo. Molto bene, qui Maia, un tiro sbagliatissimo da Serena che è andato fuori
è andato fuori, però c'era Maia Tramontina a prendere il rimbalzo. Intanto salutiamo Alessia Lanzavecchia che sta interagendo con noi da casa, ci sta seguendo in diretta su YouTube. Segna il primo tiro libero Maia, 52-55. E segna anche il secondo, 53-55, ancora meno 2 a 4:31 della fine. Yevtushenko con la palla e Piani per Eibok Dodin, tiene bene Serena Marton e poi Paccagnana a rimbalzo per Moretto, ancora Marton. Calma ragazze, calma. E adesso Marta per un tiro decisivo dal gomito, anche questo nel suo bagaglio tecnico, lo mette nel momento decisivo della partita e poi a sporcare il passaggio Serena Marton. Brava Sere, bravissima. Time out qui, teniamo la linea ragazzi. Il boato del pubblico coneglianese qui al Pala BFC. Ci perdoneranno gli sponsor se non li mandiamo adesso, ma questo time out è importantissimo. Che cosa potrà dire coach Moretto? Forse potrà magari citare quel film in cui Al Pacino in ogni maledetta domenica andava a fare il discorso emozionale più importante della storia del cinema sulla sua squadra, quando gli spiega che siamo nell'inferno adesso e bisogna scalare le pareti dell'inferno centimetro dopo centimetro. Per ogni centimetro bisogna lottare, per ogni centimetro bisogna essere una squadra. Esattamente, è proprio così. Quando in allenamento noi lottiamo per ogni centimetro, in questa palestra si suda ogni giorno per questo centimetro e oggi a questo devono pensare le ragazze. Devono guadagnarlo, guardarsi tra di loro, sapere che ognuna di loro sarebbe disposta a morire per l'altra e solo così possiamo portare a casa questa tiratissima partita. Quindi possiamo risolvere come squadra o essere spazzati via individualmente. Grande Fabri, non era preparata, è tutta improvvisazione, questo è il basket ragazzi. E come diceva Aldo Giordani, ti salutiamo Aldo ovunque tu sia, e questo è il bello della pallacanestro, vedete appunto BFC è stata sotto per tutta la partita, è stata sotto anche di 12 e a 3:56 riprende la parità, 16 secondi per San Bonifacio per chiudere questa azione, ma l'inerzia della partita, come diceva un altro grandissimo, come dice un altro grandissimo come Dave Peterson, è a favore di BFC in questo momento. E adesso che abbiamo fatto tutte le gufate possibili, vediamo come chiude questa azione San Bonifacio, ovviamente con un canestro di Manola da sotto. Manola ha segnato 19 punti, è stata assolutamente devastante e San Bonifacio l'ha cercata ripetutamente e molto intelligentemente. Sbaglia Moretto dall'altra parte, ma fondamentale ancora una volta il rimbalzo in attacco delle coneglianesi, il rimbalzo in attacco di Federica Paccagnan che va anche a guadagnarsi il fallo. Saranno 2 tiri liberi per Federica e poi un fallo tecnico per crediamo per coach Voltano, qualcuno della sua panchina. Sì, il rimbalzo preso da Federica ha un peso specifico importantissimo. Non capiamo perché coach Voltan abbia protestato, ma vabbè, tant'è, non entriamo nel merito di questo. Ma probabilmente riteneva che la chiusura difensiva su Federica Paccagnan non fosse fallosa. In realtà Federica si è trovata un po' ingabbiata tra le braccia di San Bonifacio e con la sua grande esperienza è andata a prendersi questo fallo. Segna il primo Federica. Aveva segnato Tramontin il tiro libero del tecnico. Ancora assoluta parità. Sbaglia il secondo, si lotta a rimbalzo. Niente, parità, 57 pari a 3:25 dalla fine. Che partita ragazzi, siete in tantissimi che la state seguendo su YouTube, immagino che anche voi la state vivendo con l'ansia e l'attenzione con cui la stiamo vivendo qui in console oggi. Una vittoria San Bonifacio Maidoma che sta giocando molto bene.
si accusa del fallo Maya Tramontin. Mancavano 3 secondi purtroppo alla fine dell'azione, ma è solo il secondo fallo per le coneglianesi, quindi non ci sono tiri liberi. Ma è un fallo che ci sta nella logica di alzare veramente la pressione, perché è stata questa un po' la chiave che ha permesso a BFC di ricucire lo svantaggio che, ricordiamo, era veramente importante, e piano piano BFC lo ha eroso, siamo in parità. E coach Voltan rimette nella partita Sinda Aijimi, che ha 4 falli, ma mancano ovviamente 3 minuti alla fine. Lei aveva fatto molto male alla difesa coneglianese, se la gioca ora, ed è ancora invece Manola a guadagnarsi un fallo, attaccando molto bene 1 contro 1 fronte a canestro. Saranno altri 2 tiri liberi per lei, che come dicevamo vanta veramente una meccanica di tiro da antigufo, una meccanica antigufo, giusto Fabri? Veramente immune da qualsiasi guffata, ma guardate come sta tirando. Appunto, dicevo, sarebbe da riprendere e far vedere alle ragazze del settore giovanile. Era 97% la percentuale liberi di Elena delle donne, che abbiamo con la cui storia vi abbiamo omaggiato, è molto simile a quella di Manola. Allora vedete ha sbagliato il secondo tiro libero Manola, ma non abbiamo fatto il tagliafuori, e sul successivo rimbalzo in attacco abbiamo subito una bomba dai 3 punti. Una bomba che, se non sbaglio, è stata tirata proprio da Sinda Aijimi, che pur gravata di 4 falli è stata rimessa in campo per la parte finale della partita. È stata anche questa una chiave molto importante, una giocatrice che ha fatto la differenza, e su questo asse Manola Sinda, ben supportate dal capitano Giulia Peretti, si sta un po' portando avanti San Bonifacio, che si trova 4 punti avanti. Sono 4 punti pesantissimi, perché sono una distanza importante a 2 minuti e 44 secondi alla fine della partita, con un time out dal peso specifico importantissimo sia per la squadra di coach Moretto sia per il nostro Andrea Grava, che sta predisponendo l'organetto NBA. Sì, dici bene Federico, sono 3 punti davvero importanti, perché Conegliano aveva rimesso la testa avanti, aveva un po' ripreso le redini di questa partita, e invece su alcune disattenzioni, su alcuni dettagli come il tagliafuori non fatto sul tiro libero, stiamo adesso pagando, e San Bonifacio ha riscavato un piccolo break di 4 punti a 2 minuti e 40 secondi alla fine della partita. Intanto Moretto in palleggio per Maschietto, per Marton, ben chiusa dalla difesa veronese. 6 secondi alla fine dell'azione, ed è Tramontin da 3 punti, però il tiro è completamente fuori misura. Tramontin dice ma è stato toccato dall'avversaria, ovviamente l'arbitro non è dello stesso avviso, e quindi sarà rimessa per San Bonifacio. Maya ha dovuto tirare in velocità, assolutamente in maniera inusuale, forzata, e ha sbagliato. Dall'altra parte sbaglia anche Manola, e questa è una notizia, così come non è una notizia il fatto che Maddalena Moretto si tuffa ad andare a contendere la palla a Manola. Si consultano gli arbitri qui, Fabri? Fallo. Addirittura un fallo? Ma non sembrava fosse una palla contesa, però il problema è che i rimbalzi in attacco che ci hanno permesso di rientrare in partita ora ci stanno consentendo a San Bonifacio a sua volta di rimettere la testa avanti. Rinuncia al tiro Yestuchenko, poi rimbalzo di Conegliano con Maschietto. Marton in transizione, non attacca, vuole giocare proprio per Maschietto, che forse ha un vantaggio di spalle a canestro e lo va a sfruttare. C'è un intervento assolutamente falloso, non fischiato, poi forse passi anche di Marta qui c'era fallo, passi, c'era un po' di tutto, l'arbitro ha un po' equilibrato, ovviamente probabilmente anche a fermare l'azione, dato lo svantaggio fisico. Gli arbitri non hanno fischiato,
non hanno fischiato neanche i passi di Marta, che poi è andata a segnare. Quindi 61-59, 1 minuto e mezzo e 27 dalla fine. Ancora Manola da sotto, segna molto bene contro Malbascia. 63-59, 1-20. Marton con la palla, va a attaccare di forza, poi va a incrociare, stoppata regolare da parte proprio di Eiboy Goododin, e poi fallo di Tramontin. Non capiamo questo fallo, ha già esaurito il bonus la squadra di coach Moretto, saranno 2 tiri liberi. Esce Serena Marton, rientra nella partita Cazziola, ma saranno 2 tiri liberi per Adele Appiani. Appiani quasi 7 punti di media partita in questo campionato, segna il primo tiro libero per il più 5. Segna anche il secondo per il più 6 a 1 minuto e una manciata di secondi dalla fine della partita. Moretto con la palla, va a attaccare in velocità, Maschietto a sua volta va a attaccare il ferro, scarica per Malbascia, per Tramontin, che attacca bene da sotto, sbaglia, forse un'infrazione dei passi di Appiani. Supera la metà campo San Bonifacio, 40 secondi dalla fine, 6 punti da gestire per la squadra ospite. Forse una palla persa, se riparte Maschietto, c'è un fallo su di lei, saranno 2 tiri liberi. Invocava il fallo antisportivo qui BFC. Marta Maschietto in lunetta, 34 secondi solo, sono veramente pochi a fronte di uno svantaggio di 6 punti che vede meritatamente Victoria in vantaggio. Però segna il primo Marta, sono 5 i punti. Segna anche il secondo. Time out, crediamo, per coach Voltan, che vorrà la rimessa in attacco. E ovviamente adesso per coach Moretto chiederà di difendere molto aggressivamente. Adesso deve veramente tirare fuori il coniglio dal cilindro il coach, perché sono 34 secondi alla fine della partita. Victoria farà di tutto per utilizzare bene i 24 secondi a sua disposizione. 14. Sono 14 perché la rimessa sarà in attacco. Possono scegliere di farla in attacco e avere 14 secondi. E tu cosa sceglieresti, Fabri, se fossi... Guarda, io in controtendenza vorrei avere a disposizione tutto il campo, e farei la rimessa della mia metà campo difensiva, ma di solito invece gli allenatori optano per una rimessa in attacco in questi casi, e credo che sarà così per coach Voltan. Certo, sono 4 i punti di differenza, quindi anche qualora BFC potesse recuperare palla, comunque non potrebbe in una sola azione ricucire lo svantaggio, e quindi questo mette Victoria in una posizione veramente privilegiata in questo momento. Diciamo che i bookmakers ormai la danno per sicura vincitrice, vediamo cosa succederà. Io credo che le ragazze coneglianesi difenderanno subito forte per non far mettere la palla in campo, e poi eventualmente andranno a fermare il tempo commettendo fallo, sperando in qualche errore dalla lunetta. Sì, errore dalla lunetta che comunque non c'è mai stato, quindi ad ogni modo la rimessa è la giocata in attacco. Decidono di difendere, di non commettere fallo, difesa però molto aggressiva. Poi alla fine andiamo a spendere fallo a 22 secondi dalla fine. Si lamenta coach Moretto, che aveva chiesto probabilmente di difendere. Peretti in lunetta. Segna il primo Peretti. Sbaglia il secondo, però si lotta a rimbalzo e Malbascia a uscire con la palla. Per Marton ci vuole un tiro veloce adesso. Lo prende Cazziola da 3 punti. Dai 3 punti Cazziola.
per il 64-66 a 13 secondi e 4 dalla fine. La Canestro partita non è ancora incredibile. chiusa qui al Pala BFC. Non è finita, ragazzi. Non è finita, caro pubblico che ci segue da casa. Il basket ci ha dimostrato tante volte quanto possa succedere sempre di tutto, e per questo che noi adoriamo questo sport. Il pubblico di casa è veramente seduto sugli spini, c'è una tensione palpabile, sono sensazioni veramente belle, indescrivibili, che stiamo cercando di trovare le parole adatte per raccontarvele. Immagino che anche voi da casa, seduti comodamente sul divano, siate comunque con noi in questa apnea. Sì, è stata freddissima ma anche precisissima Sara Cazziola a insaccare il canestro del -2 a 13 secondi a 4. Adesso probabilmente le ragazze di coach Moretto presseranno a tutto campo cercando di recuperare il pallone ed eventualmente fermeranno il tempo con un fallo. Allora, se ho capito bene, si giocano la rimessa in attacco, giusto? 14 secondi, ma d'altra parte sono solo 13 e 4 alla fine della partita, quindi non si attiva neanche il tabellone dei 24, il cronometro dei 24. Rimessa box per San Bonifacio. Bisogna andare a fermare il tempo, ragazze, non si può giocare fino alla fine. Forse sì. Invece no, continuano a giocare. Commettiamo fallo a 5 secondi dalla fine. Con Maddalena Moretto saranno 2 tiri liberi per Maria Yevtushenko. Sì, Maddalena molto arrabbiata, qui ha rischiato anche un'infrazione più pesante perché ha calciato la palla. Ma ancora un tiro libero da spendere per... scusate, ancora un time out da spendere per coach Moretto. Se segna il secondo credo che voglia il time out, esatto, lo sta chiamando. Segna il secondo, 3 punti di vantaggio per San Bonifacio, 67-64, 5 secondi e un decimo per coach Moretto per riuscire a sviluppare un'azione d'attacco e quindi un conseguente tiro da 3 punti. partita Ovvio che pazzesca. le ragazze di coach Voltan probabilmente andranno a commettere fallo appena la palla verrà messa in campo, non prima perché sennò viene fischiato fallo antisportivo, mentre le ragazze di Coneglianesi dovranno riuscire a prendere un tiro dai 3 punti prima di subire fallo. Sì. Ne vedremo delle belle in questi 5 secondi. Quest'ultimo minuto di partita sta durando un'eternità, il pubblico è quasi ammutolito da entrambe le parti, c'è molta attesa per quest'ultima azione. È anche difficile commentare quello che succede in campo in questa fase, Fabri. Sì, ovviamente ormai si gioca molto sulla tensione nervosa in questo momento. Avere un tiro solo per poter recuperare questi 3 punti, un solo tiro da 3. Chi verrà liberata per il tiro? Probabilmente Maia Tramontin. Ma potrebbe essere Maia Tramontin, ma potrebbe essere anche Sara Cazziola che ha appena saccato da 3 punti. Invece Marta Maschietto con la palla è proprio per Tramontin, da 3 punti, da 3, sbaglia, si lotta a rimbalzo ma cade il tempo e la partita si conclude appunto sul 67-64 per San Bonifacio. E noi facciamo veramente i complimenti a San Bonifacio che è venuta qui a giocarsi una partita a viso aperto, ha messo veramente da sempre, da subito in difficoltà la BFC e quindi grandi complimenti agli ospiti, grandi complimenti comunque anche alla squadra della BFC che non ha mollato niente, ci ha regalato un finale incandescente. No, certamente le ragazze di coach Voltan hanno giocato veramente un'ottima partita, mantenendo i ritmi sempre alti, una difesa aggressiva per tutti i 40 minuti, correndo molto bene in contropiede, ma tirando con grande precisione anche dai 3 punti e hanno condotto la partita, credo, per la maggior parte del tempo. Conegliano è riuscita a far
a farsi sotto alzando la difesa e andando forte a rimbalzo in attacco, però poi proprio alcune disattenzioni sul tagliafuori e quindi sul rimbalzo difensivo sono state pagate care, perché appunto San Bonifacio ha saputo punire, è tornata avanti e ha gestito bene il finale. Quindi complimenti alle ragazze di San Bonifacio, del Victoria San Bonifacio, che vincono meritatamente questa partita. Assolutamente, d'altra parte anche le ragazze di BFC vanno a salutare il grande, foltissimo pubblico di oggi che le ha sostenute in ogni momento. Ci abbiamo creduto per un po', ci siamo rimessi in carreggiata, abbiamo pensato di riuscire a portarci a casa anche oggi la partita, ma alla fine è Victoria Basket che va a casa con il bottino pieno. Intanto Fabrizio è andato in cerca della MVP della giornata, che rimane una sorpresa. Noi lanciamo un attimo gli sponsor per un time out veloce, ci rivediamo qui con l'MVP. Eccoci, siamo di nuovo qui con l'MVP di oggi per BFC Conegliano, Serena Marton. Serena, grazie per essere salita oggi, perché non è facile sicuramente venire qui dopo questa sconfitta sul filo di lana, punto a punto. D'altro canto vi abbiamo visto lottare forte contro questa San Bonifacio che si è presentata qui, ha giocato a viso aperto e ci ha messo in grande difficoltà. Cosa ne pensi? Sì, sicuramente sono state brave loro, ma c'è da dire che noi non siamo partite molto bene. Ci siamo svegliate un po' alla fine, però comunque la squadra è forte, San Bonifacio è una squadra forte, quindi non siamo riuscite a vincerla purtroppo. Serena, il pubblico da casa ha sicuramente apprezzato il grande sforzo che, nonostante magari qualche imprecisione iniziale, comunque come BFC avete profuso, insomma non avete mollato niente, è andata come è andata, testa alla prossima partita, bisogna stare compatti, cosa ne pensi? Sì, sicuramente adesso bisogna subito lavorare, capire gli errori e provare ovviamente a far meglio la prossima partita, perché sicuramente già oggi potevamo fare molto meglio. Allora Serena, Così è andata così, grande, ci vediamo alla prossima partita, forza ragazze, forza BFC, oggi non ci sono i fotografi ma facciamo lo stesso, facciamo un selfie, ok? Serena, grazie, ridai le cuffie pure a Fabrizio. Ciao. Così salutiamo il pubblico da casa. Grazie Serena, e quindi sì, una partita che abbiamo giocato fino alla fine, sicuramente provandoci in tutti i modi. Onore e complimenti a San Bonifacio che ha giocato meglio e vince meritatamente questa partita. Le prossime partite per il BFC, allora avremo domenica 18, quindi domenica prossima a Bolzano, altra partita interessantissima contro la forte squadra bolzanina. Poi andremo il 26 a giocare invece domenica pomeriggio in casa delle Lupe di San Martino di Lupari, e poi torneremo finalmente in casa qui al BFC il 1° aprile per la sfida contro le ragazze della pallacanestro Mestrina, che appunto, come ricordava prima Francesca Marchioni, ci hanno giocato un brutto scherzo all'andata e quindi proveremo a fare il pesce d'aprile e vincere fra le mura amiche. Un bel trittico di partite toste, insomma, che aspettano le ragazze della Serie C. Sarà un weekend comunque intenso, sempre anche per le giovanili. Fabri, il prossimo appuntamento qui al Palla BFC quando è? Certo, domani pomeriggio alle 18:45 la nostra promozione che gioca una partita altrettanto importante e altrettanto difficile contro fortissimo Martellago.
quindi mi hai appena ricordato che devo lavare e stirare le divise della promo che sono a casa nostra. Mi raccomando, Ok. non mettiamola sul piano delle armi chimiche perché sappiamo che poi Assolutamente. veniamo sanzionati per questi e altri comportamenti esatto. ben meno sgradevoli. Bene, allora salutiamo il pubblico che ci ha seguito numerosissimo da casa, è stata una bellissima partita, ci vediamo qui il 1° aprile e vi aspettiamo comunque al Pala BFC per sostenere la Serie C ma anche il nostro settore giovanile. Ringraziamo ancora gli amici della giornata tipo per appunto il bellissimo video sulla storia di Elena delle Donne che abbiamo trasmesso durante l'intervallo e un saluto a tutti i tifosi del BFC. Ciao.